Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, iniziamo questa live. Andiamo avanti con Resident Evil 4, capitolo 3. Giù per di qui. Dove adesso ci lecchiamo? No. Anche tu, eh? Molto bene. Hai visto che ci siamo. Pesetas, va bene, buone anche quelle. Un forastero! Non ci sta più niente. Grave. Molto grave. Ti stavo aspettando, amico. Ho messo le mani su della merce interessante. Non puoi fartela scappare. Dici? Benvenuto. Ho delle rarità da offrirti, straniero. Ciò che vedi è tutto quello che ho. Non lasci nulla al caso, sei sempre pronto a tutto. Così si fa. Bene, che posso fare per te? Ah, ho la schiena a pezzi. Siamo invecchiati ormai. Dove lo trovi lo spazio No, necessario mamma in mia. tasca? Vabbè, lo prendo dopo. E ora? Ci sono cose che i soldi non torna presto a trovarci. Prenderemo. La chiesa. Ce l'ho fatta. Sé che sta ahí.
Condor 1 a nido. Datemi tregua. Cioè, fa più danni. Almeno se troviamo qualcosa possiamo. Ahí va eso. Fuori uno. Sì, beh, ma Complimenti, straniero. Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Una scelta interessante.
Intendo in senso buono, ovviamente. Hai una bella scorta finché puoi? Saggia, prima devi recuperare un po' di spazio. Ti serve nient'altro? Un gioco da ragazzi. Buona fortuna a te, straniero. Torna presto. Va bene. A trovarci. Dai, proviamo, proviamo. Ehi sì, magari. Ciao Alfa, tutto bene? Vuole l'anteprima mondiale, di Resident Evil 9. Sono solo io al mondo. Merda. Dannazione. Un forastero! ¿Dónde voy a disfrutarte? Può essere probabile che... Sì, esatto, quello che è scritto. Chissà se mai riusciremo a avere... Ma vai a cagare. Chissà se anche noi un giorno riusciremo a avere un'anteprima o qualcosa da... diciamo da gustarci quello che sarà. Allora, Questa mi sembra utile. dai, fuori le balle, dai. Qualcun altro? Non so fatto mai anch'io. Allora, esce febbraio 20 24. Vai vai. 26 febbraio mi sembra che arrivi comunque. Allora, adesso andiamo a salvare, che c'è un brutto mostro adesso.
e non credo proprio di farcela la prima volta. Fatti un bel regalino, amico. L'ultima volta sarò morto una ventina di volte prima di riuscire a farlo, sto pezzo qua. È questa modalità qua. Allora, Sono un bel bocconcino, vero? Cazzo, di questo passo affonderò. probabile.
Dove sei andato? Cazzo, hai la pelle dura. Abbastanza anche direi. No, Cristo, non credo che la barca regga un altro colpo. quello. Ciao gatto cortese. Come stai? Tutto bene? Allora, a parte il caldo, fammi. Qua posso darti ragione. Non posso che darti ragione. Dai, vediamo se ce la facciamo a farlo fuori con calma. Sì, questo caldo effettivamente non è il massimo. No, no, concordo con te. Le tue play scalda troppo. Ma guarda. Io sono da PS4 adesso. Dove sei? Vieni fuori. Sono un bel bocconcino, vero? Sì, anch'io le 5, però le lascio là tranquilla. Per le live uso la PS4 di solito che sono in un'altra posizione. Dai, vieni fuori.
evitiamo, cazzo, appena. Sì, soprattutto in questa modalità posso assicurarti che è abbastanza rognoso. Cazzo, ho sbagliato. Ogni volta. Devo fare qualcosa. Fate solo in modalità professionale adesso. Ma vai a quel paese. Sì, ma ti credo che hai sudato 100 camicie. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dai, testa di cazzo. Dove sei? Beh, Cristo, non credo che la barca regga un altro colpo. neanche secondo me, sai. Cazzo, hai la pelle dura. Questa parte è difficile, ma vuoi metterla a confronto con la parte dove ci sono i carrelli? Da come la mettiamo? Odiosa? Eccolo, ma vai a cagare. Oddio, non so se sia peggio, e dipende. Dipende dai punti di vista, sai. Perché sì, è diviso in due parti, la parte delle quelle lì che ti ho detto. Però se sai un po' come fare, forse devi provare, diciamo che ce la fai. Qui invece ho visto che spara, cioè, usa arpioni, mettili come vuoi, cioè, se ha voglia di crepare crepa, se no non so come faccia per capirci.
Sì, ma il problema è che continua a muoversi e tu credi di centrarlo, invece non lo centri neanche. Non è la prima volta che succede, purtroppo. Sì, io continuo a provare, per carità. 20 volte, ma in che modalità però? Perché io ho guardato i video, estremo super. Perché io ho guardato i video, a parte che i giocatori sono tutti da PC, comunque. Sì, ma PC è un'altra cosa, io sono da PS4, neanche da mettere a confronto. Dai, vediamo il video almeno, dai. Giustamente in mezzo al lago deve fermarsi la barca. Giustamente. Faccio ovvio che sto. Ah, lo fai più facile? Sì, l'ho fatto anch'io. Però, cioè, per avere quel po' di brivido da dire, sì, per carità, potrei abbassare la difficoltà. È vero. Siccome ho intenzione di platinarlo, non è che mi manca moltissimo. Perché non è che mi manca moltissimo. Neanch'io sono un grande fan dei platini, però questo gioco Resident Evil mi piace. Devo dire la verità, mi piace, l'hanno fatto bene. Sì, guarda, l'unico platino che ho attualmente è quello di Asphalt Legend, un gioco di auto. È l'unico che sono riuscito a prendere. Resident Evil il 4 remake, il Resident Evil 7, il Resident Evil 8, cioè l'ho praticamente quasi platinato. Mi manca pochissimo, però lo faccio per gusto personale, non per altro, ovviamente.
Io gioco per divertimento comunque. Il 0 non l'ho mai fatto. Sono un bel bocconcino, vero? Non so neanche di cosa parli il 0, sinceramente. Devo fare qualcosa. Ce la faranno i nostri eroi? È quello che lo centro, cazzo. Lo porterò. Cazzo. Sì, si vociferava di un remake dello 0, però. Dove sei andato? Oh, duri a morire proprio, e la pellaccia dura e... Parlavano anche di un remake del Sei 5, la pelle dura. se è per quello, però non hanno più detto niente. I Resident Evil 5 e 6 non è che mi siano piaciuti molto, Li ho fatti a suo tempo, ma... li hanno modificati, no modificati. Puoi dirlo ben forte, io l'ho fatto, ho giocato addirittura al primo Resident Evil ancora per PS1, ho fatto il Resident Evil 2 sia l'originale che il remake, 3 uguale, il 4 uguale, ho fatto il 5 e il 6, il 7 e l'8 e dopo
Ne avevo cominciati degli altri, ma tipo l'Outbreak, file 1 e file 2, però sono abbastanza complicati, dico la verità, hanno una meccanica di gioco molto particolare, ma non so, cioè quelli non, li ho cominciati ma non li ho mai finiti, dico la verità. I più brutti della saga. Ma vai a quel paese, l'hai fatto apposta, eh? Oh Cristo, non credo che la barca regga un altro colpo. Duro il pesce, duro il pesciolino qui da far fuori. Ecco, che bastardo, questo non me l'aveva mai fatta. Un po' di bistecche, sì, no? Umani interi questo vuole, no? Bistecche. So- Comunque spero di riuscire a farlo. Dai, forza devi ammazzare, ok. Grazie dell'incoraggiamento, grazie. Speriamo, speriamo. Io so che l'altra volta sono morto non so quante volte prima di riuscire a sterminarlo. Ho visto anche parecchie mod su PC. O intanto guardo le mod che fanno su PC, sono bellissime. Mettiamo caso. Dal cambio di costumi a... Sono un bel bocconcino, vero? Cazzo! Sbagliato.
Dai, vieni fuori, dai. Dai, bastardo, vieni fuori. Dove sei andato? Eccolo. Cazzo, hai la pelle dura. Tanto dura anche. Ecco, quando fa così è impossibile da centrarlo. Fa quei bei salti enormi. Devo fare qualcosa. Ho appena in tempo, mi sono spostato. Dai, l'ho sfiorato. Oh, finalmente ce l'ho fatta. Mi hai portato fortuna, gatto cortese. Comunque adesso faccio una cosa molto saggia, salvo. Non mica voglia di rifarmelo tutto un'altra volta. Ah, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, che mi date un grande supporto. Ovvio che salvo. Una cosa che non ho mai provato è se c'era lo stesso video del Resident Evil 4 originale, cioè che sparando 6 colpi mi sembra nel lago veniva fuori il mostro e ti mangiava. Agnello sacrificale. Riceverai. Sì, riceverai. Allora, carichiamo questo. Condor 1 a nido, mi ricevi? Condor 1, sei stato in silenzio radio per 3 ore. Va tutto bene? Sì, sto bene. Non succederà più. E la chiesa? Sto ancora cercando una specie di chiave. Ricevuto. Almeno stai bene. Chiudo. Sì, sì, stiamo bene, in forma. Smagliante anche aggiungerei. E qui ci sono i premi che mutano anche la testa.
cazzo. Eccola là. Ho pensato la stessa identica cosa, ma che cazzo. Che razza di posto è? Una specie di tempio. È il lago. Sì, ecco, il lago. Adesso dobbiamo andare qui, dove ci sono... Questo qua, ci sono le galline. Qua c'è il tempio degli la chiave degli altarini, ma non è che mi interessa, i soldi ne ho. Quindi... Allora, qui c'è il persico gigante. Vabbè, lo prenderemo dopo. Allora, intanto questo lo inviamo al deposito. Qui c'è un piccolo tesoro, bene. Andiamo in cerca dell'uovo. Esatto, proprio quello dorato, cercavo. Molto bene. Basta un altro uovo ogni... Ah, pensavo ti attaccano qua gli animali, vero? E fanno anche parecchio male. Allora dobbiamo andare dentro qui intanto. Allora, vediamo se mi ricordo. Cos'è che era? Questo e questo? No. Allora, questo. Ah, vedi. Munizioni carabina, va bene. Ah, il pezzo esagonale, sì, va bene. Non ho neanche preso gli altri, comunque va bene, importa. Sono salito solo perché c'era il rubino da prendere. Munizioni pistola, sempre va buoni anche quelli. Spartiamo un po' di casse. Bene. Il problema è che non so dove cazzo metterlo questo. Facciamo una robetta di sto genere allora. Invio un attimo il deposito questo. Eccola là.
cosa che non mi ricordo. No, devo andare qua. Non è il massimo avere solo la pistola, però vabbè, meglio di niente. Ma vai a cagare. Via dalle palle! Ma va. La Madonna. Aspetta un altro pochino. Dai. Allora, devo andare. Dov'è che devo andare? Ho sbagliato sta... Aspetta, ma io devo andare qua, vero? Allora invece qua è questo e questo. No, allora è questo, non mi ricordo mai, è quelli. Sono una e l'altra, non mi ricordo mai. Dove? Dai. Giù per di qui. Detrás de ti, imbécil. Però adesso andiamo un secondo qua in fondo. Perché c'è un tesoro, se lo vedo, ah, eccolo là.
Spacchiamo su tutto. Dai, 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 che ce la facciamo, dai. Lo stesso che ho visto alla chiesa. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un like e un bel commento che è sempre molto ben accetto. Allora, adesso dobbiamo ritornare indietro. Condor 1 a nido. Oh, bentornato, ce l'ho fatta, Visto che qua non ci torno più. Visto che adesso abbiamo un bel personaggio da far fuori. È il gigante. Però adesso voglio fare un'altra cosa. Benvenuto. Ho delle Allora, novità vendi. per te. Voglio venderti il I persico. tuoi oggi perfetto. Eh, Sei un vero professionista. Ottimo lavoro. Bene, che a- posso fare per te? no, allora, Non ripariamo. lasci nulla al caso, sei sempre pronto a tutto. Così si fa. Sì. Sbriga tutte le faccende in sospeso. Deposito. Allora, adesso vorrei... Ce la faccio a prenderlo? Sì, ma sarebbe... No, non ce la faccio per spazio. Vorrei prendere questa qui, però non c'è posto. Ah sì, è quello qua. E il mirino di precisione. Bene. Usiamo questo e Prima di dopo... andare da questa parte, non vorrai passare il resto della vita pieno di rimpianti. Dico, No, benvenuto. completo, buon, perfetto. No, io volevo venderti... Bella chiave, va bene. Puoi vendermi qualsiasi cosa. Tanta bella robetta. No, volevo venderti coltelli da cucina qua che mi occupano spazio. Straniero. Oh, per questo articolo pago molto bene. Ci sono tante altre cosette interessanti, amico. Sì, tipo... Questa merce non è sempre disponibile, straniero. Lo so. Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Va bene. Aspetta, dovrei venderti anche un'altra cosa. Io volevo Patacchi o tenerla, ma la preziosi vendo lo non fa stesso. differenza. Spetta a noi, però. Decidi. È proprio così che ti voglio. Ottimo lavoro. Un lavoro ben fatto merita un adeguato pagamento. Torna presto a trovarci. Sì, l'ho fatto anche più di 5 volte io, quello è il punto. Aspetta, avevo tanto salvato, ma dovrei farcela in teoria. Anzi, non voglio rischiare. Non voglio, anche se è facile da far fuori, non voglio. Ecco, almeno se crepo sono lì.
Sì. C'è gente che gioca bene, ce n'è parecchia. Cazzo, sei bello grosso. Anche tu hai i vermi? Mamma che sberla. Ehi, il cane di prima. Ma sì, ma se mi lasci caricare magari. Che bastardo! Sì, beh, ma sei un gran bastardo, eh. Povero cane, che ti ha fatto? È così che ti voglio. Bravo. Dai. Ecco, dovrebbe essere morto in teoria. Sì, è morto. Cazzo. Stavo Via. per diventare una frittella. Bene. Raggiungiamo la chiesa. Grazie. Qualcosa è qui. Munizioni carabine. Sì, ne abbiamo sprecate 200, però. E dopo dobbiamo andare dentro qui. Ah, visto che abbiamo la possibilità. Tac. Poi molto bene. Ah, sì, va bene. Non lo faccio neanche. Allora, quanto facciamo? 2 ore? Un'ora e mezza, 2 ore, poi mi fermo?
Povero tortellino. Oh, maledizione. Ashley Graham! Voglio aiutarti! Qui c'è la chiave piccola chiave, com'è? Vai. Allora, no, non è così. Questo va così. Oh, finalmente. Molto bene. Beh, non siamo messi proprio malaccio, dai. Ashley! Sei qui? Ashley. Ashley Graham, sei qui dentro? Lasciami! Ascolta. Ehi, vacci via! Mi chiamo Leon. Sono qui per ordine del presidente. Molto bene. È pericoloso là fuori. Mi devi dare retta. Che succede?
Laggiù. Inseguiteli. Gli agnelli scappano. Perseguirle. Consegnate loro la grazia. Che facciamo? Tuo padre si fida di me. E devi fidarti anche tu. Fai quello che ti dico. Ti riporterò a casa. Ok. Leon. Bene. Filiamo via da qui. Ok. La scala. Io. Ok. Devi avere una forza sovraumana per tirare su un'armatura e anche la donna assieme. Ciao Mandrake, benvenuto nelle live. Buonasera anche a lei. Tranquilla, ti prendo. Ehi, fidati. Dai cara, dai. Hai un'armatura? Grazie. Nido, ho trovato Aquila Reale. Ricevuto. Lei sta bene? Confermo. Bel lavoro, Condor 1. Invio subito un elicottero. Grazie mille. Invio le coordinate del punto di estrazione. Devi arrivare lì. Proteggi Aquila Reale a ogni costo. Ricevuto. Presto. Il tempo sta peggiorando. Chiudo. Molto bene, andiamo È avanti. pericoloso. Non ti allontanare. Ok. Questo andiamo dietro e lo uccidiamo, molto bene. Adesso bisogna mettersi qui un attimo. Mi sei appena scritto se vuoi. Beh, non ho mai fatto una collaborazione, non so neanche come funziona sinceramente. Me lo puoi spiegare per favore? Arrivano, sta vicina. Oddio! Cosa è successo a queste persone?
un po' di... Benvenuto. Ho delle novità solo per te, amico. Non lasci nulla al caso, sei sempre pronto a... Torna presto a trovarci. Possiamo fare una pausa? Mi spiace, dobbiamo sbrigarci. Va bene. Il tempo sta peggiorando. Devo diventare un suo moderatore. Aia. Moderatore. Moderatore in che senso? Mi prenderò di certo un raffreddore. Ma io avrei bisogno di una macchina da scrivere per cambiare un paio di armi. Dove vuoi che vada? Via da qua. Merda! Ok. Sto bene. Allora, qui c'è una macchina da scrivere intanto. Dimmi che sei con tu. Bene, e ci mettiamo. Non ci sta questa, che palle. Allora mettiamo mettiamo di nuovo questo. Allora
serio? Ah, il maiale. Ehi, di qua! Siamo in due contro un'intera orda. Non dimentichiamoci che loro sono un branco di mostri. Ti sei riscaldato? Hai disteso bene i muscoli? Sì. Ora fammi il piacere di stare zitto. Rilassati, cowboy. No, abbiamo solo... Stai attento! No, adesso non ho voglia di morire. Ma guarda che razza di animali. Il prossimo.
aspettando, mio eroe? Molto bene. Prendo un'erbetta giusto così ne riesco a curarmi. Stai attento! Mamma mia quanta brutta, ma brutta. Che cazzo stai facendo? Ehi, cerchi di farmi fuori! No. Il prossimo? Presto, di qua! Oh, ce l'abbiamo fatta. Ah. Bene signori, io mi fermo qui. Ehi, hai una sigaretta? Ce le ho, le tue preferite. Ma dov'è l'ambra? Purtroppo non ce l'ho con me al momento. E dovresti proprio complimentarti per il mio ottimo lavoro. Mi sono fatto il culo e sono riuscito a nasconderla prima di essere preso. Ed è per questo che sono ancora vivo. L'accordo era: ti tiriamo fuori di qui quando consegni l'ambra. Niente ambra, niente protezione, Luis. Quanto sei puntigliosa, Ada? E va bene. Vado a prenderla ora, che dici? E c'è anche un'altra cosa che devo prendere. Qui Nido. Ho delle brutte notizie, Condor 1. Con questo brutto tempo l'elicottero non può avvicinarsi. Aspettate lì finché non migliora. Negativo, troppo pericoloso. Andremo a cercare un posto più sicuro. Mi spiace, vorrei fare di più per voi. Non preoccuparti, torneremo a nuoto se necessario. Condor 1, chiudo. Andiamo. Che cosa mi succederà? Intanto, pensiamo ad andare via da qui. Ok, giusto. Ho nuova merce che potrebbe piacere. Aspetta. Benvenuto. Ma allora deposito, metto giù questo e mi caccio dentro la
la Chicago Tripper. Benvenuto. Ho delle novità solo per te, amico. Buona fortuna a te, straniero. Molto bene. Posso fare altro per aiutarti? No, direi proprio di no. Torna presto a trovarci. Allora, salvo. Bene signori, allora io mi fermo qui, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere, in modo da far crescere a me serie canale. Grazie mille ancora per la visualizzazione e a chi ha partecipato alle live. Al prossimo episodio da Joker Gaming.